Dammi tu il segno? Beh, sì, sicuramente c'è stata una differenza che nel momento in cui vai in vantaggio, nel momento in cui riesci anche a allungare un pochino, gli avversari per forza di cose si devono buttare in attacco e si devono sbilanciare. Eccola lì con giocatori lì davanti che saltano l'uomo in velocità e che sono molto forti sotto porta, rischi poi di prendere l'imbarcata. Però è stata una partita molto equilibrata come tutte quelle che ci sono state contro di loro. Devo essere sincero, loro sono una squadra fortissima, hanno meritato di vincere la regular season. Finalmente quando siamo tutti, che è successo poche volte, riusciamo a essere quello che siamo effettivamente. Beh, intanto dobbiamo vedere se riusciamo a farla la Serie A, perché comunque sia durante l'anno alcuni di noi giocano e quindi spesso durante la settimana non possiamo esserci al completo, come è stato anche quest'anno. Se siamo al completo la Serie A la facciamo, se non siamo al completo, se non siamo questi la Serie A non la facciamo, per un semplice discorso dove sicuramente ci vogliono più mezzi, ci vogliono giocatori di un livello superiore per giocarti qualcosa, per giocarti più di qualcosa, ecco. Non ci basta rimanere a metà classifica oppure arrivare alla salvezza, se dobbiamo fare la Serie A la facciamo fatta bene, se no preferiamo magari rimanere in Serie B e continuare a giocare con quelli con cui abbiamo fatto la stessa partita. Sì, comunque sia sì, per fare la Serie A ci servono altri giocatori, ci servono ulteriori giocatori. Va bene, complimenti ancora e grazie, hai imparato. Grazie.